A Venezia arriveranno le risorse per la gestione e la manutenzione del Mose. Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha approvato lo stanziamento dei 93 milioni di euro necessari al pagamento delle prestazioni eseguite e contabilizzate nell'ambito dell'attività dell'opera. Soddisfatto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che aveva chiesto lo sblocco dei fondi per scongiurare una crisi che avrebbe potuto portare anche alla sospensione dell'attività del Mose. Salvini ha ribadito che era fondamentale assicurare gli stipendi ai dipendenti e pagare le imprese per i lavori già svolti o in corso per non bloccare un'opera che ha protetto Venezia e la laguna con oltre 110 sollevamenti. Per il futuro però ci vuole un cambio di passo. Adesso ci aspetta la piena operatività dell'Autorità per la Laguna. Dobbiamo pensare al personale oggi impiegato in CVN, in Comar e in Tetis e soprattutto ci vogliono risorse certe e stabili per il funzionamento di un'opera che è unica al mondo e che non può vivere di contingenze. Moltissime le reazioni politiche, soprattutto dal centrodestra. Per il senatore Raffaele Speranzon, lo sblocco dei fondi è frutto di un costante lavoro di coordinamento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i ministri Giorgetti e Salvini. Secondo il presidente della regione Alberto Stefani, attraverso i ministri Salvini e Giorgetti, il governo dimostra ancora una volta di lavorare nell'esclusivo interesse di Venezia. Soddisfatti anche i consiglieri regionali leghisti eletti in provincia di Venezia, Rosanna Conte e Andrea Tomaello, mentre per la Dem Monica Sambo, se non ci fosse stata la mobilitazione di sindacati e imprese, non sarebbero state stanziate nemmeno le risorse già previste per il Mose. Da Cafarsetti il sindaco Luigi Brugnaro parla di una risposta concreta per un'infrastruttura unica che non può permettersi incertezze. Di un semplice atto dovuto parla invece il capogruppo Dem Giuseppe Saccà. Sbloccare risorse già stanziate e vincolate, ha detto, non è un'azione straordinaria, ma il semplice adempimento di un impegno preso.